Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla pillola del vostro Marietto veneziano. Bene, come avete visto dalla mascherina principale, oggi parlerò degli elementali, perché alcuni di voi mi hanno scritto in privato o telefonato a chiedermi cosa sono questi elementali, chi li crea, cosa fanno. In altre parole, vi dirò che gli elementari li creano le persone, generalmente tutti li creano senza che se ne rendano conto, sono delle forme pensiero. Sono delle forme pensiero che possono essere anche dei parassiti che noi ci creiamo, magari perché pensiamo ardentemente a una cosa che il nostro karma non ci può permettere, ma pensandola insistentemente noi gli diamo una forma e una vita sua e questo pensiero cresce, nasce, cresce e si succhia delle nostre energie. Quindi gli elementali generalmente li possono creare chiunque, è solo che non li sappiamo gestire, la maggior parte delle persone non sanno come gestirli, manovrarli. Una persona può crearne tantissimi di elementali e possono essere positivi o per la maggior parte però purtroppo sono negativi, ma quello per crearli lo spiegherò in un'altra prossima pillola che farò a breve. Per il momento dobbiamo solo sapere che gli elementali ci sono, esistono, li possono creare chiunque, generalmente gli operatori, altri operatori di magia operativa li creano per difendere i propri clienti o discepoli. Generalmente nelle scuole esoteriche gli elementali venivano anche creati dai maestri per poter aiutare gli studenti a superare vari test e varie prove e vari, come si suol dire, studi che venivano imposti o dati in mano ai propri discepoli. Quindi nelle prossime pillole il vostro Marietto veneziano vi spiegherà qualche concetto per poterli creare e farli diventare un aiuto valido per la vostra vita. Per il momento voglio solo rispondere a queste persone che mi hanno contattato per chiedere che cosa sono. Ebbene, sono dei pensieri che voi create e che alcune volte, senza saperlo, essi diventano così grandi e così potenti che possono diventare dei parassiti a vostra insaputa, che non sono, come ho già spiegato in un'altra pillola, delle egregore. Le egregore sono un'altra cosa. Quindi bisogna sempre avere un pensiero propositivo che non ha niente a che vedere con la legge di attrazione, che ne parlerò poi anche in un'altra pillola, perché la legge dell'attrazione è più una cosa da New Age, ha delle basi solide, ma sono state leggermente fuorvianti e fuorviate. Quindi cari amici, sappiate che dovete sempre avere un bel pensiero pulito, sempre un bel pensiero neutro e vi ho già spiegato anche in un'altra pillola come creare un cerchio, un ovetto di protezione luminoso oppure un cerchio di fuoco. Ecco, queste strutture che voi create possono difendervi a degli elementari che voi create inconsapevolmente ma che possono essere dei parassiti a vostra insaputa. Quindi, cari amici, per oggi il vostro Marietto vi ha dato questa piccola pillola, questa piccola imbeccata, proprio per preparare il terreno alle prossime pillole in cui vi spiegherò come creare un elementale che vi possa aiutare in varie fasi della vita. Detto questo, cari amici, vi invito a iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei gruppi Facebook che ho linkato nella descrizione qui sotto e vi auguro una buona giornata e vi saluto alla prossima. Ciao!